È la prefettura di Agrigento a coordinare le ricerche di Agostino Fanara, il pensionato di Favara, di cui non si hanno più notizie dalla sera di lunedì scorso. Ieri in prefettura si è tenuta una riunione in modalità videoconferenza per il coordinamento delle attività di ricerca del 73enne, la cui scomparsa era stata denunciata ai carabinieri dai suoi familiari lunedì. Nel corso dell'incontro si è fatto il punto della situazione sulle ricerche sinora condotte dall'Arma dei Carabinieri e sono state avviate intese tra i rappresentanti delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della forestale, della protezione civile per un coordinamento delle attività di ricerca che sono riprese questa mattina con diverse pattuglie a terra e con l'ausilio dell'elicottero dell'Arma dei Carabinieri. Da quando si è appreso, l'ultimo posto in cui è stato visto il Fanara sarebbe il centro commerciale Le Vigne di Castrofilippo e pertanto le ricerche sono ripartite proprio dalla zona limitrofa allo stesso centro commerciale, con il concorso della Protezione Civile del Libero Consorzio che perlustrerà le strade provinciali circostanti, mentre le altre forze di polizia concentreranno le loro ricerche sulle strade statali e sulle arterie autostradali. Al momento della scomparsa il signor Fanara si trovava a bordo di un fuoristrada Suzuki modello SJ targato GA 91135 di colore bianco con il tettuccio nero. La prefettura ha diramato anche la foto dello scomparso e dell'autovettura. Si chiede anche la collaborazione dei cittadini. Chiunque abbia elementi utili per poter rintracciare lo scomparso può contattare direttamente il 112 o la prefettura allo 0922 48 31 11.